Secondo me è stata una fatalità. O per inseguire il cagnolino è scivolata. Non pensa che nessuno possa averla spinta? No, no, assolutamente. Era da sola. Non ci crede Claudio Zanini, il fratello di Rossella, la donna di 59 anni morta nel laghetto sportivo a Este domenica scorsa. Accetta di parlare con noi, ma senza farsi riprendere in volto. Sul caso della sorella, la Procura della Repubblica di Rovigo, competente per territorio, ha aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio. Lunedì la Procura affiderà l'incarico per l'autopsia. Rossella Zanin domenica era in compagnia del fidanzato al laghetto di Deserto d'Este. L'uomo si era fermato con alcuni pescatori, lei aveva proseguito con il cane al guinzaglio. Visto l'animale ritornare solo, era stato il fidanzato a lanciare l'allarme e a provare invano a rianimare la donna trovata in acqua in un luogo nascosto. Raggiunto al telefono, il fidanzato di Rossella Zanin preferisce non commentare la notizia, chiuso nel dolore. Accetta di parlare Claudio, il fratello. Il cagnolino della sorella era un cucciolo, racconta, 6 mesi appena, forse ha agito per salvarlo. Istintivamente si vede che è andato a prenderlo, voleva prenderlo. Non sapeva nuotare bene sua sorella. No, che sappia no. Si augura che finisca il più presto. Sì, sì.